La zucca può essere considerata l'ortaggio autunnale per eccellenza. Il suo gusto delicato la rende perfetta per i risotti ed è proprio quello che faremo oggi. Al gusto delicato della zucca gli uniremo quello più deciso del taleggio, che conferirà ulteriore cremosità a questo primo piatto. Vediamo subito insieme come preparare il risotto alla zucca e taleggio. Gli ingredienti necessari per questa ricetta sono una cipolla mondata e tagliata in quarti, 30 g di olio extravergine d'oliva, 250 g di zucca mondata e tagliata a dadini, 750 g di acqua bollente, un cucchiaio di dado vegetale bimbi, 320 g di riso arborio e 100 g di taleggio. Inseriamo all'interno del boccale una cipolla mondata e tagliata in quarti e la tritiamo 5 secondi, velocità 7. Riuniamo sul fondo e gli aggiungiamo 30 g di olio extravergine d'oliva. Soffriggiamo 3 minuti, 100 gradi, velocità 1. Tagliate la zucca a dadini. Ok. Alla cipolla uniamo 250 g di zucca tagliata a dadini. Richiudiamo il boccale e impostiamo 3 minuti, 100 gradi, tasto antiorario, velocità soft. Inseriamo all'interno del boccale il cucchiaio di dado vegetale e 100 g di acqua bollente. Se avete il brodo vegetale già pronto potete utilizzare anche quello. Impostiamo 2 minuti, 100 gradi, tasto antiorario, velocità soft. Ora uniamo 320 g di riso arborio e i rimanenti 650 g di acqua bollente. Gli aggiungiamo un pizzico di sale, richiudiamo il boccale e lo facciamo andare per 14 minuti, 100 gradi, tasto antiorario, velocità 1. Togliamo la crosta del taleggio e lo tagliamo a dadini. Il risotto è quasi pronto. Ora gli uniamo il taleggio tagliato a cubetti e lo mantechiamo. Se volete potete aggiungergli anche 30 g di burro, è facoltativo. Vi consiglio di provare questo risotto perché è buonissimo e cremosissimo. Questa ricetta è pensata per 4 persone. Io ti ringrazio per aver guardato questa videoricetta e mi raccomando, iscriviti al canale. Noi ci vediamo alla prossima!